Nella Sardegna centro-occidentale, nella provincia di Oristano, le rilevanti testimonianze del passato non sono rappresentate solo dai millenari edifici nuragici, ma da qualcosa che l'uomo ha creato per nutrirsi e vivere in questo ambiente particolare. Il territorio oristanese è noto per la presenza di numerose zone umide che godono di una vivacità insolita. Molte specie di uccelli vivono qui tutto l'anno, altre sostano in questi stagni solo in occasione della lunga migrazione che dall'Africa li condurrà nel nord Europa e qualche mese più tardi quando saranno di rientro nel continente equatoriale. Questo ambiente ricco di avifauna da sempre ha rappresentato un'indispensabile forma di sussistenza per la popolazione locale e ha svelato un'altra caratteristica dei sardi della costa, la loro abilità per la pesca nelle acque interne. Tuttavia, muoversi negli acquitrini, spesso in pochi centimetri d'acqua, non è molto semplice e sicuramente era ancora più complesso nel passato, quando non solo gli stagni, ma anche le terre limitrofe erano paludose e impraticabili, ricche di meandri, anse e aperture inaspettate tra i folti canneti, ornati da giunchi e tife. La necessità di muoversi fra questi inospitali ma pescosi stagni ha determinato la nascita di un'imbarcazione tradizionale che alcuni indicano come una creazione autoctona frutto dell'estro dei pescatori sardi, mentre altri ritengono possa avere avuto origine in coincidenza con l'arrivo dei Fenici lungo le coste sarde, forse giunti proprio con le loro piccole imbarcazioni costruite con fasci di canne di papiro, tenuti insieme strettamente da corde vegetali. A Baratili San Pietro, un piccolo centro abitato nei pressi di Oristano, Efisio Canu e suo figlio Pietro sono insieme a pochi altri gli ultimi custodi di una tradizione orale che, nata per esigenze di vita, nel tempo ha assunto sempre più i connotati di un forte orgoglio personale da tramandare ai propri figli. Non seguire la tradizione dei padri e dei nonni significava fare un torto ai loro antenati. Era pertanto motivo di orgoglio imparare il mestiere che il padre stesso faceva, oppure seguire tradizioni legate ad alcuni aspetti della loro vita. Una di queste racchiude i segreti dell'antica arte di creare i fassonis, divenuti oggi il simbolo di quest'angolo di Sardegna. Fassonis significa letteralmente fasci di pianta palustre. Il riferimento è mirato ad una particolare specie di giunco lacustre chiamato localmente feu o fenu. Nel passato cresceva in abbondanza in tutta la zona umida del Sinis. Oggi è possibile trovarlo solo in alcune aree intatte lungo i corsi d'acqua. Per costruire un fassone in grado di navigare è indispensabile seguire determinate regole e procedure utili per rendere l'imbarcazione leggera e galleggiante. Per raggiungere questi obiettivi è molto importante conoscere i periodi vegetativi della pianta e tagliarla solo in un certo periodo dell'anno che va dalla metà di giugno fino alla metà di luglio. Dopo il taglio la pianta deve essiccare per circa 2 settimane. In questa fase è molto importante che non riceva neppure poche gocce d'acqua piovana, in quanto ammuffirebbe immediatamente e diverrebbe inutilizzabile. Quando la materia prima è pronta, si procede alla costruzione. Le piante, spugnose al punto giusto, sono suddivise in piccoli fasci, corrispondenti più o meno alla portata delle mani quasi giunte. Posti di fianco l'uno all'altro, i fasci più piccoli formano uno scafo dal fondo piatto largo circa 1 metro. Per legare gli steli qualcuno utilizza ancora corde vegetali, altri, per praticità, hanno adottato le corde sintetiche. I fasci lunghi circa 4 metri determinano anche la lunghezza massima del fassone. La prua risulta leggermente curva verso l'alto affinché la barca non incontri resistenza durante la navigazione, mentre la poppa è piatta per renderla più stabile. La lavorazione non è semplice e neppure veloce.
Sono necessari alcuni giorni per ultimarla. Nelle fasi finali vengono rafforzati i due lati a dritta e a babordo, rispettivamente i bordi superiori sul fianco destro e sinistro del fassone. Questo avviene per garantire una maggiore stabilità durante il rollio, quel movimento che tutte le imbarcazioni compiono lungo il loro asse longitudinale, ondeggiando da destra verso sinistra e viceversa. Sebbene i fassonis non siano più utilizzati per la pesca e la caccia in laguna, Pietro e suo padre hanno offerto alla nostra troupe la possibilità di girare alcune sequenze che ricordano il passato. Osservare il fassone mentre naviga è davvero emozionante, anche perché qualcosa di simile può essere ammirato nel mare Mediterraneo, ancora oggi, dopo alcuni millenni, solamente qui in terra sarda e lungo le sponde del fiume Nilo in Egitto e nel nuovo continente sulle Ande peruviane, nel lago Titicaca. Nell'Oristanese queste graziose e funzionali compagne di vita conducevano gli uomini nei luoghi che, grazie all'esperienza o ai suggerimenti dei pescatori più anziani, erano noti per essere i più pescosi, e lì calavano le reti. La pertica utilizzata per spingere l'imbarcazione risultava essere anche un prezioso strumento per battere con violenza l'acqua e le canne, così da stanare i pesci e spingerli verso la rete. Le prede più comuni erano diverse specie di muggini, alcune pregiate, altre meno ma ugualmente commestibili. Spesso nelle fitte maglie della rete finivano anche grossi pesci, inadatti per essere consumati. Solo grazie alla passione di poche persone, noi che viviamo nell'era della modernità, dei cambiamenti repentini dati dalla tecnologia, possiamo documentare e mostrarvi il sapore della vita che era fatta di cose semplici, essenziali e che forse producevano maggiore soddisfazione e felicità.